Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Furibonda lite la scorsa notte a Villa Caccia di Lestizza fra una decina di persone di etnia rom. Sono spuntati anche dei bastoni, una persona è rimasta ferita. Botte d'Orbi in aperta campagna, serata movimentata quella di lunedì a Villa Caccia di Lestizza. Alle 22:50 è arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri la segnalazione di una lite particolarmente accesa tra due persone. Pare però che l'alterco sia poi degenerato e abbia successivamente coinvolto in tutto 10 uomini, tutti di etnia rom. Testimoni hanno riferito come all'improvviso siano spuntati anche dei bastoni. Nella zuffa è rimasta ferita una persona che successivamente è stata medicata al pronto soccorso. Le sue condizioni però non sarebbero gravi. Quando i carabinieri del Norm di Latisana sono intervenuti sul posto, i baruffanti si erano ormai dileguati. Non è ancora chiaro il motivo del litigio, ma è possibile che alla base dell'alterco ci possa essere stato un regolamento di conti. Verosimilmente le persone coinvolte potrebbero essersi date appuntamento a Villa Caccia e la lite sarebbe poi degenerata, coinvolgendo una decina di uomini. Dalle parole sarebbero passati quindi ai fatti. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Latisana permetteranno di fare maggiore chiarezza sull'accaduto. Siccità sempre al centro dell'attenzione, delle preoccupazioni in regione dove si attende il decreto antispreco del governatore Fedriga, una situazione di estrema difficoltà che non si vedeva dal 2003. Un dato emblematico, la portata del canale Ledra si è ridotta del 20% rispetto alla media. Ci troviamo alla presa di Ospedaletto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e quello che vedete è il bacino di raccolta da cui noi preleviamo l'acqua per immetterlo nel canale Ledra. Attualmente noi abbiamo un calo di portata di circa il 20-25%. Le conseguenze sono che gli agricoltori, che per fortuna si rendono perfettamente conto della situazione anomala, hanno minore quantità d'acqua a disposizione per irrigare gli stessi campi. Questa è una situazione straordinaria e si parlava di una cosa analoga successa non prima di 20-30 anni fa, cioè è una cosa veramente eccezionale. Nel 2003 c'è stata una cosa simile con una carenza d'acqua e una temperatura molto elevata, ma non a questi livelli. Per rimpinguare un po' il bacino che vedete qui dietro ci vorrebbero almeno un 100 mm di pioggia. Per rimpinguare invece le falde, che sono anche loro ridotte ai minimi termini, purtroppo non sarebbero sufficienti i 100 mm, ma si parla di molti millimetri in più e credo che prima di quest'inverno le falde non ritorneranno alla quota precedente a questo periodo. E le dimensioni della siccità che sta investendo la nostra regione e l'Italia impongono un'attenzione, un impegno anche europeo, ne è convinto l'europarlamentare friulano Marco Dreosto. Del grande tema della siccità se ne è cominciato a parlare anche a livello europeo. Appellarsi al buonsenso dei cittadini affinché ci sia un consumo parsimonioso dell'acqua è utile ma non basta. In Parlamento europeo Marco Dreosto ha lanciato una serie di proposte che sono ora al vaglio. Noi ci siamo posti in maniera molto importante su questo tema a livello europeo, soprattutto perché evidentemente il cambiamento climatico sta portando delle grandi situazioni di difficoltà anche sui nostri territori. Le proposte che abbiamo fatto concretamente sono quelle di, oltre ovviamente al risparmio dell'acqua, della risorsa idrica, anche quello di trovare il modo di concentrare l'acqua durante i periodi piovosi in bacini anche artificiali che esistono già sui nostri territori. Una domanda che avviene attraverso interrogazioni e sulla quale stiamo già discutendo con i commissari europei. Poi c'è un altro tema molto importante che evidentemente deve essere lo sviluppo di queste tematiche e di alcune soluzioni che si stanno prospettando anche a livello regionale. Quest'oggi il Presidente Fedriga ha già esposto una sua prima visione di questo tema che prenderà in mano in maniera importante con alcune risoluzioni già nelle prossime settimane. Si è appena conclusa a Trieste, nella sede della Banca d'Italia, la presentazione del rapporto sull'andamento dell'economia regionale che nel 2021 ha registrato una ripresa intensa. La Banca d'Italia ha stimato un aumento dell'attività economica in regione del 7,5%, superiore a quello del PIL nazionale, 6,6% secondo l'Istat. La crescita è stata di eccezionale entità nel secondo trimestre, che si confronta con l'analogo periodo del 2020, durante il quale si sono concentrate le interruzioni dell'attività economica a causa della pandemia da Covid-19. In seguito la crescita si è attenuata, frenata dai rialzi dei prezzi dell'energia e dalle difficoltà di approvvigionamento di input produttivi, specie nell'industria. Lo scoppio della guerra in Ucraina a fine febbraio 2022 ha acuito le tensioni dal lato dell'offerta e rischi a ribasso del ciclo economico.
L'economia del Friuli Venezia Giulia risulta significativamente esposta alle conseguenze della guerra, soprattutto per la forte specializzazione manifatturiera in comparti molto energivori come quello metallurgico e per la sua dipendenza da alcune materie prime provenienti dai paesi coinvolti nel conflitto. Aumento del valore delle esportazioni e delle importazioni per quasi il 50% del dato dell'anno scorso. Il primo trimestre del 2022 fa segnare il netto aumento dei costi e dei valori dell'economia regionale spinti verso l'alto dal rincaro delle materie prime e della componentistica. Crescono le esportazioni trainate dalla cantieristica navale, ma anche le importazioni, il cui aumento è causato dal rincaro dei prezzi delle materie prime e della componentistica. È un quadro a luci e ombre quello che emerge dall'ufficio studi di Confindustria Udine sulle elaborazioni dei dati Istat, sia per la regione che per la sola provincia di Udine. Più 51,3% del valore delle esportazioni, che al netto del dato della cantieristica, che è passato da 9 milioni a 710 milioni in un solo anno, fa segnare comunque il più 30% per il resto dei settori. Ancor più sorprendente è il dato dell'area isontina, che rispetto all'anno scorso ha fatto segnare un più 312,3%, più di 3 volte l'export dello stesso periodo del 2021. Ma crescono anche le importazioni, con un volume d'affari aumentato del 49,1% in un anno, dato che riflette l'aumento dei prezzi delle materie prime. Numeri che a livello nazionale fanno capire come stiano aumentando i prezzi dei prodotti spinti alla base dai rincari energetici. In Italia la crescita dell'export è del 22,9% in valore, ma solo dell'11,3% in quantità. Principale mercato dell'esportazione regionale è la Germania, seguita dall'Austria, dalla Francia e dagli Stati Uniti. Le attività del gruppo Danieli non contemplano in alcun modo la produzione di materiale bellico, lo afferma in una nota il gruppo di Butrio dopo la pubblicazione di un tweet nel quale il Ministero della Difesa dell'Ucraina afferma che la Danieli collabora ancora con gli stabilimenti russi fornendo attrezzature per la produzione di materiale militare. Il gruppo di Butrio nella nota ricorda che l'attività del gruppo non contempla in alcun modo la produzione diretta di materiale bellico e i contratti stipulati non prevedono mai il coinvolgimento nelle scelte di produzione dei clienti. Il gruppo Danieli ha ricordato di aver messo in atto tutte le misure necessarie a conformare le proprie attività ai provvedimenti adottati dall'Italia e dall'Unione Europea a seguito dei tragici avvenimenti legati alla guerra in corso in Ucraina. La società inoltre è impegnata sul fronte dell'emergenza umanitaria e sta fornendo un aiuto concreto alla popolazione coinvolta nella guerra in Ucraina. Le famiglie dei dipendenti impiegati presso l'ufficio tecnico del gruppo Danieli a Dnipro, attualmente chiuso, sono stati portati al sicuro. La società ha organizzato trasporto e accoglienza per circa 100 persone presso il campus Danieli in Friuli Venezia Giulia. La Danieli infine ha reso noto che si tutelerà nelle sedi competenti contro notizie lesive della propria immagine e reputazione. Insediamento questa mattina in Consiglio regionale per Marco Pisani, che prende il posto del dimissionario Igor Gabrovec, eletto sindaco di Duino Auresina lo scorso 12 giugno. Marco Pisani era il secondo dei non eletti nella lista di Slovenska Skupnost, ma è lui a subentrare in quanto il primo dei non eletti, lo scrittore Boris Pahor, è deceduto il 30 maggio scorso. Pahor aveva 108 anni e avrebbe potuto diventare, ha detto il Presidente del Consiglio Zanin in apertura di seduta, il consigliere regionale più anziano del mondo. La Procura della Repubblica di Pordenone ha chiesto il rinvio a giudizio di un cittadino afghano di 27 anni richiedente asilo. La Procura di Pordenone ha chiesto rinvio a giudizio di un cittadino afghano, Bilal Khan, di 27 anni, richiedente asilo in Italia da qualche anno. L'uomo in carcere a Udine per attività di spaccio di sostanze stupefacenti dovrà rispondere di una costante e professionale attività di cessione di droga, prevalentemente nella centralissima piazza di Risorgimento di Pordenone. Secondo l'accusa e le investigazioni svolte prevalentemente da Guardia di Finanza e Polizia di Stato, che dovranno essere confermati in dibattimento, Khan avrebbe ripetutamente ceduto hashish dietro ad un corrispettivo di denaro in 4 anni a 12 giovani. Il procuratore Raffaele Tito in una nota ha confidato che l'uomo venga ritenuto responsabile e quindi definitivamente espulso dall'Italia.
Lutto nel corpo dei Vigili del Fuoco friulani. Ieri è morto Ivan Monticoli, capo distaccamento dei pompieri volontari di Lignano Sabbiadoro. Monticoli, 54 anni, lascia la compagna e un figlio adolescente. A causarne la scomparsa l'aggravarsi di una malattia che aveva scoperto solo pochi mesi fa. Unito il cordoglio dei colleghi dei superiori con cui aveva condiviso più di 20 anni di servizio. La sua scomparsa, ha commentato Giorgio Basile, comandante dei Vigili del Fuoco di Udine, rappresenta una grave perdita per il nostro comando. Monticoli era stato tra i fondatori del distaccamento di Lignano, di cui la fondazione era stato nominato capo. C'erano circa 2000 persone questa mattina all'alba ad assistere al concerto del solstizio d'estate, il tradizionale appuntamento al Faro Rosso di Lignano Sabbiadoro. L'estate di Vivaldi ha dato il via al concerto del solstizio al Faro Rosso di Lignano Sabbiadoro. In circa 2000 le persone ad assistere alla performance dell'Accademia d'Archi Arrigoni di San Vito del Tagliamento, diretti da Domenico Masoni. Quest'anno a Vivaldi abbiamo abbinato anche l'estate di Piazzolla, quindi un'estate di un altro emisfero dell'Argentina, quindi dell'America Latina. È bella la contrapposizione che di stili. E poi abbiamo fatto un divertimento di Mozart, quindi tutta musica abbastanza, tra virgolette, leggera, classica ma leggera, quindi da ascolto e da intrattenimento giusta per quest'ora del mattino e per questa bellissima atmosfera. Perché qui insomma si viene per godere della musica, ma anche e soprattutto per godere del panorama, insomma, di questo sole che sorge, quindi sempre molto bello per il pubblico ma anche per noi che suoniamo. Unire sport ed ecologia nel pieno rispetto dell'ambiente è l'obiettivo della 26ª edizione del raduno Carni a 4x4 Memorial Titta Concina, che si è tenuto domenica ad Amaro. Si è svolta l'edizione numero 26 del raduno 4x4 Memorial Titta Concina. La manifestazione ed ormai è un appuntamento fisso per gli appassionati di 4x4 escursioni. La particolarità di questa manifestazione è quella di unire sport ed ecologia nel pieno rispetto dell'ambiente in cui si svolge. Così i fuoristradisti, armati di buona volontà lungo il percorso, oltre ad affrontare gli ostacoli tipici del mondo off-road, raccolgono rifiuti che poi vengono scaricati alla piazzola ecologica. I partecipanti, ben 61 veicoli giunti già dall'inizio del weekend in carne da tutta Italia, dalla Slovenia e dalla Croazia. Il percorso si è snodato attraverso piste di campagna, tratti pietrosi, polverosi, inerpicatosi sulle montagne che caratterizzano la Carnia fino a Socchieve e Preone, per poi ritornare verso le aree più pianeggianti, completando un totale di 92 km. Il vincitore è stato l'equipaggio numero 41 di Mattia Genero, che con il suo Toyota ha caricato addirittura un intero cingolo. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata.